Non ascoltare questa voce vuol dire a un certo punto che non solo è finita la luna di miele per il presidente Monti, ma incomincia il suo periodo di decadenza. L'ultimatum dei sindaci, obiettivo il governo, obiettivo Mario Monti, sul tavolo l'IMU e il patto di stabilità. Stufi di non essere ascoltati, loro, gli amministratori locali dell'Italia, dei comuni strangolati. Dovevano marciare qui a Venezia, il terremoto ha fatto slittare la protesta, ma non ferma la rabbia. C'è un limite a tutto e quindi diciamo che questa volta, se fossimo disillusi ancora un'altra volta, chiaramente si può parlare di rottura. Primo missile a bersaglio nel vertice veneziano, l'IMU. Rivedere la legge, gridano i sindaci, perché le risorse dell'ennesimo balzello non rimarranno agli enti locali. È un'imposta che noi riteniamo iniqua, perché la parte che va allo Stato certamente peserà molto sui bilanci delle famiglie e delle imprese, ma anche sui bilanci dei comuni. Perderemo circa il 30% del nostro gettito. È inutile continuare a tassare i cittadini che già pagano le tasse, cominciamo a premiare chi fa e chi produce, a razionalizzare la spesa pubblica. Questo ha bisogno l'Italia. La soluzione è una sola, l'autogestione della risorsa IMU. Noi chiediamo che possa essere trattenuta tutta l'imposta all'interno di ciascun comune. Ma anche il secondo missile va a segno, è quello che riguarda il patto di stabilità che blocca i comuni dal poter spendere fondi per i servizi ai cittadini. Mettere i comuni in una condizione di non governo rischia anche delle tensioni sociali forti, insomma, credo che questo non sia quello che vogliamo. Un non ascolto, quello del governo, che può essere anche tragico, perché sforare il patto significa usare anche i soldi per manutenzioni sulle scuole, il bersaglio del terremoto in questi giorni. Con le condizioni che poi abbiamo soprattutto al nord in tempo di terremoti, tenere questa condizione ci sembra di poter dire veramente di voler impiccare la gente del nord.